Guarda, cos'è il sinodo? Non lo so, su questo argomento mi trovi impreparata. Penso che sia qualcosa che riguardi la Chiesa, però non saprei. Il sinodo è qualcosa che riguarda la Chiesa, qualcosa di parrocchiale, credo, per come ho sentito, per come mi sembra di aver capito. Ma guarda, ne ho sentito parlare tanto, penso che sia collegato alla Chiesa, che il Vescovo stia facendo un programma, non so. Da quello che so, una riunione dei vescovi che decidono qualcosa. Non lo so, sinceramente non lo so. Domanda da $100.000. Dovrebbe essere una messa a punto delle leggi della Chiesa. Il Sinodo che stiamo per celebrare è un tempo di grazia e di crescita per tutta la nostra Chiesa diocesana e di conseguenza per tutte le parrocchie e la comunità che la compongono, perché vuole dare davvero voce a tutto il popolo santo di Dio, cosa che si realizza mettendo al centro la parola di Dio, ma prestando anche attenzione ai segni dei tempi. E qua mi riferisco non solo alla pandemia che ci sta coinvolgendo, ma come ha ricordato Monsignor Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, nell'assemblea tenutasi sabato in cattedrale, dobbiamo considerare che il cristianesimo è una minoranza e che fa sentire la sua voce nel rispetto di tutti i cambiamenti sociali, che deve donare in modo umile un percorso di testimonianza, e il Sinodo può essere la porta che apre la via a questi nuovi percorsi pastorali che le nostre comunità parrocchiali sono chiamate a vivere. La bellezza del Sinodo è ascoltare la voce di ciascuno. Le differenze, le unicità di ognuno arricchiscono l'altro, la comunità e tutta la Chiesa. L'ascolto dell'altro ci aiuta anche ad ascoltare lo Spirito, perché ci aiuta a discernere il sentiero e il percorso da seguire e a orientare i nostri passi. Il Sinodo è camminare insieme e come ogni cammino ha bisogno di esercizio. Naturalmente bisogna esercitare il cuore ad ascoltare l'altro, ad ascoltare la bellezza che l'altro ci può regalare. Bisogna esercitare lo sguardo, osservare i particolari della realtà che ci circonda, della storia che ci ha accompagnato, ma anche del presente che possiamo scrivere insieme.